Spesso nel periodo della raccolta delle foglie vengono richieste macchine specifiche per raccoglierle. Sappiamo tutti quali sono quelle macchine che assomigliano circa a un rasaerba, che hanno una chiocciola davanti, una turbina che provvede ad andare a riempire un sacco. Questo tipo di operazione si può fare anche con un ottimo rasaerba, e per ottimo rasaerba intendo un rasaerba equipaggiato con una lama da carico, una lama da taglio con una lettatura molto pronunciata. Se noi abbiamo un rasaerba o possiamo mettere nel nostro rasaerba una lettatura molto pronunciata, una lama con una lettatura molto pronunciata, abbiamo una grandissima aspirazione, e quindi con lo stesso prodotto che noi utilizziamo durante il periodo primaverile estivo per fare i tagli, possiamo anche nel periodo autunno-invernale, durante la caduta delle foglie, fare un'ottima pulizia senza dover andare a fare altre spese. Ora vi faccio vedere un paio di macchine che hanno una grandissima capacità di carico proprio grazie alla loro conformazione della lama. Una è la macchina della Marina System e una è la macchina della Stihl. Questa è la lettatura molto pronunciata, che in pratica fa sì che il movimento d'aria in aspirazione sia molto forte e quindi la depressione verso il suolo è altissima, e quindi la macchina riesce a risucchiare anche tutte quelle foglie che ci sono sia sotto la macchina ma anche nei bordi, e fare una pulizia perfetta. Questa alettatura molto pronunciata mi permette di fare una raccolta eccellente. Dove passa la macchina, sotto non rimane niente. Contemporaneamente le lame triturano tutte le foglie e quindi dà una grandissima quantità, un grandissimo volume ipotetico di foglie intere. Tagliandole le riduco al minimo e riesco a fare moltissimi metri quadri. Tenete in considerazione questa soluzione perché potrebbe diventare organica al vostro giardino. Ciao a tutti e buona raccolta!